Lei chi è, la moglie? Certo, ma lei è? Io sono il fantasma Culisberto de Culisberti. Sì. Abitavo in detto luogo. Quasi nel culo. Come? Signora, io vivo ancora nella tua casa. E Alvaro è un mio discendente. E anche tu, donna, lo sei se vogliamo, anche se acquisita. Guarda, vai a sentire il castrullo, c'è il telefono. Signora, donna dell'epoca attuale del 2000, dimmi qualcosa. Mandami anche a fare in culo. Che dice bello mandato? Rimandamici. Imbecille. Rimandamici. Non mi rimandi? Pronto? Pronto, Alvaro? Chi è, sì? Alvaro, guarda, io sono un tuo antenato. Io mi chiamo Culisberto de Culisberti, io abitavo lì 425 anni fa. Sì, ma ora dove sei? Ora io albergo ancora nella tua magione, cioè io vivo in spirito, perché sono uno di quelli che voi chiamate fantasmi. Sì, arrivederci. Alvaro! Alvaro! Pronto, buongiorno? È il buco? Chi? Allora, Buchholz? No, ho sbagliato. Buchholz! Ma come ho sbagliato? No, come ho sbagliato? Ma chi cercava? Il buco, lei sta al Buchholz? Nel Buchholz? Sono lì? Ma chi cercava? Ah, Anna! Anna del Buchholz! Ma chi è che parla? Ma lei è Anna? Ma chi parla? Cerco Anna! Ma lei chi è? Ah, chi sono io? Herbert, sono Herbert. Voglio parlare con Anna. No, guardi che ha sbagliato, Lei non si chiama Anna del Buchholz? No, sono Anna, ma non del Buchholz, no. Ma come non del Buchholz? No, abbia pazienza, lei sta a Buchholz. Non si chiama Buchholz il paese? Sì, Buchholz, sì. Allora, perché appunto è un bel Buchholz, cioè un bel paesino, no? Ma vaffanculo. Io ormai le volevo dire una cosa, non ho voluto dirlo a sua figlia perché, sa com'è, so tutto. Io so tutto, signor Antonino. Ma che cosa? Di lei e di... Beh, non mi faccia dire per telefono perché magari qualcuno può ascoltare, No, lei può parlare tranquillo perché... No, qualcuno sulla linea che va a sapere che se possono ascoltare delle persone. Cioè, voglio dire, io so... Ma lei a chi cerca, scusa? Com'è? A chi cerca lei? Antonino, non facciamo cognomi, non facciamo nomi troppo precisi. No, Antonino può bastare, Antonino. Signor Antonino. C'è qua un altro Antonino. No, Antonino. Numero qua, no. Lei sta al 2A, No, Antonino. Signor Antonino. Che cosa vuole? Le volevo dire che io so tutto. Ma sa tutto di che cosa? Dico quella cosa sua che lei sa. Cosa? Ma faccia stare zitta quella donna, per favore. Ma sta prendendo lei lo so dopo, il giorno per si coglione, ma come cazzo è lei? Oh, capito un cazzo. Allora, io so tutto. Io faccio pure tutto di che? Di che? Di quella cosa che lei sa benissimo. Ma di quella cosa che cosa? Quella cosa che lei nasconde e che non vuole che si sappia. Ma se sei somata nascondo. Lei nasconde, e come si nasconde? Pronto? Signor Antonino, non mi faccia così, che non le conviene. Su, forza. Faccia il bravo e mi ascolti, ma mi faccia sentire che lei ha l'apparecchio. Su, via, su, signor Antonino, via, su che poi le do il biscottino, su, dai, forza. Ma cuci ecco lei? Oh, cuci, ecco. Io cerco Antonino. Ma Antonino chi? Antonino chi? Antonino, ma qui lo sa che in Sicilia cognomi non si fanno. Antonino chi? Mi senti? Non dico niente. Vogliamo sapere il cognome, con cazzo è lei? Con cazzo. Ora chiamo 100 giri, si può accompagnare. Ma che minchia vuoi? Lei è un cognoto! Ma con io? Lei è un cognoto detto dalla settima generazione! Connuto io! A fare un culo! Buongiorno, signor Antonio? Come? È il signor Antonio? Sì. Buongiorno, lei è in diretta in questo momento su Radio Giugiola Sanremo. Complimenti. Il suo nome è stato preso a caso dall'elenco per un giochino sul Festival di Sanremo. Dica. Mi sente? Può vincere un premio, sa? Senta, lei segue il festival? No.
Ah, lei non segue il festival? Quindi non è aggiornato, lei sta a Sanremo, quindi magari vede i cantanti che vengono, vanno, la folla, non le interessa? No, non Ah, capito, forse proprio perché secondo lei in questi giorni c'è più confusione a Sanremo quello è. e le dà più fastidio che altro. Capita, ma sa, sono pochi giorni, una settimana e poi passa tutto, caro signor Antonio. Senta, lei si ricorda almeno una canzone che ha vinto Sanremo? Non so, di volare. Volare, ecco, me la canti e vince un premio. Non è che la so, non è che sono tanto cantante. Ma canti quello che sa, provi, su. Non è che... Sì, lo dice Gerry Corbezzoli in diretta da Radio Giugiola Sanremo. Avanti, canti pure. Come sono intelligente, canti. Si ricorda? Come? Si ricorda la canzone che fa? Volare. La canti, signore, la canti, altrimenti non vince il premio, signore. Volare, Ecco, me la mandi, vede che lo sa, brava. Venga. Come? Mi mandi sua moglie, su, la faccia cantare a lei, vince lo stesso. Avanti. Pronto? Pronto, signora, buongiorno, siamo in diretta su Radio Giugiola Sanremo, io sono Gerry Corbezzoli. Senta, suo marito aveva un po' di problemi a cantare volare, magari. Provi lei. Volare, oh. E poi? Cantare, oh. E poi? E poi non me la ricordo più. Nel blu, dipinto di blu. Sì. Felice di stare lassù. Brava signora, complimenti, lo studio è tutto in festa, anche tutti quanti. Bene signora, io sono Gerry Corbezzoli di Radio Giugiola Sanremo, lei mi ascolta qualche volta? Sì? Ah sì, sì, lei segue i miei programmi? Qualche volta. Le piacciono? Sì? Sì, Sono molto. divertenti? Signora, lei vince un bel Pinocchio d'oro! E come faccio a ritirarlo? Glielo mandiamo a casa, anzi direttamente nel posto in cui lei lo riceverà, il naso di Pinocchio, le entrerà direttamente nel buco del culo, signora, perché lei è un'emerita bugiarda. Io non esisto, Radio Giugiola non esiste, e Gerry Corbezzoli ti va sui capezzoli. Se non c'è il soldazzo, stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo, ma non mi importa un ma se c'è il soldazzo, io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete il